Dopo Sicilia Incantata, il loro primo album uscito nel 2011, Calandra e Calandra, fratelli cantautori alcamesi, pronti a presentare 9 brani inediti e un nuovo videoclip con le loro consuete ironia e abilità nella rivisitazione in chiave moderna della musica folk e popolare siciliana. Per mostrare per la prima volta al pubblico il loro ultimo lavoro, hanno scelto di realizzare un vero e proprio spettacolo domani sera negli studi di Alpa 1, dove non ci sarà solo musica, ma anche danza, cabaret e tanti ospiti speciali. Finalmente ci siamo riusciti a racchiudere il nuovo CD che si chiamerà Ansemmola e presentiamo il nuovo videoclip, appunto La Taranta dello Spicchio, che è uno dei brani su cui puntiamo tantissimo, si trova all'interno appunto del CD. E domani sera terremo per gli amici e per quanti ci vogliono bene questa serata dove ci sarà un bel po' di gente dal punto di vista anche artistico: Massimo Spada, Giovanni Cangelosi, Massimo Scalici, ci sarà il gruppo Tramanera, il coro delle Sentinelle, il maestro Davide Alfano, Gianni Renzi, quindi una serata articolata, possiamo definire un bel varietà appunto per presentare in anteprima il CD e il videoclip. Questo album rispetto al primo rappresenta una novità perché mentre il primo appunto era formato solo da cover siciliane, questa volta sono quasi tutti brani inediti. Sì, diciamo che all'interno del CD ci sono 9 brani scritti da me e mio fratello Giuseppe, che saluto, e più una cover che è dedicata al grande Mimmo Modugno, che è Malarrazza, ma il filo conduttore fra questo CD e il vecchio CD Sicilia Incantata è sempre quello, la lingua siciliana, quindi la musica siciliana. Io penso che chiunque parli bene della Sicilia e metta in evidenza le bellezze della nostra terra si può sentire ambasciatore della Sicilia nel mondo.